Signor Ers, Per me è un onore essere suo amico. Points West di Steve Lopez. Un anno fa ho conosciuto un uomo che era caduto in disgrazia e ho creduto di poterlo aiutare. Ma non so se ci sono riuscito. Sì, il mio amico, il signor Ers, non dorme più in strada, ha la chiave di una casa, ha un letto. Ma il suo stato mentale e il suo benessere sono precari come il giorno in cui ci siamo conosciuti. Ci sono persone che dicono che l'ho aiutato, esperti di igiene mentale che dicono che anche solo essere amici di qualcuno può cambiare la chimica del cervello, migliorare l'interazione col mondo. Non posso dire se per il signor Ers sia stato così. Forse la nostra amicizia lo ha aiutato, forse no. Ma posso dire cosa ha significato per me. Posso dire che vedere il coraggio del signor Ers, la sua umiltà, la sua fiducia nella forza della sua arte, mi ha insegnato la dignità di essere fedeli a ciò in cui si crede, a non rinunciarvi mai e soprattutto a credere, senza il minimo dubbio, che ci permetterà di sopravvivere.